Come here, ass fuck. Però, anche se non lo volete dire, noi abbiamo provato attrazione sessuale per gli animali della Disney. Ma nonostante questo, io non mi ricordo nessuna associazione conservatrice che diceva no, fermate questi cartoni. Però posso dire peccato che non c'è stata una dichiarazione di provvita rispetto ai cartoni della nostra infanzia, perché ma sai che belle che sarebbero state queste dichiarazioni? Mi dispiace questa cosa, quindi che ho fatto? Le ho scritte io. Io ho scritto delle dichiarazioni probabili che potevano scrivere i provvita riferite ai cartoni animati della mia infanzia, però prima, ovviamente sulla falsa riga di quella di Peppa Pig, però volevo fare un giochino con voi. Cioè io vi leggo la dichiarazione e voi dovete indovinare il cartone a cui mi sto riferendo. Ok? Facile. Allora, non mi fido, facciamo una prova. Un gatto non può avere un marsupio da cui escono cose? Doraemon. Ok, ce l'abbiamo. Iniziamo. È intollerabile trasmettere questi cartoni in salsa LGBT, dove un personaggio uomo può diventare facilmente una donna solo immergendosi in dell'acqua fredda. Ranma, sì, esatto. Continuano i provita. Un uomo può diventare una donna solo attraverso un lungo percorso psicologico, l'operazione, il cambio di documenti. Allora, non so se voi fate rewatch dei cartoni a distanza di tempo, è una cosa che fa un po' male a volte, no? Io l'ho fatto su Ranma, ad esempio. A Ranma succedono cose assurde, raga, tipo lui che si trasforma in una donna solo magari per entrare negli spogliatoi e vedere le donne nude, che sembra scritto da Rowling, cioè incredibile. Pazzesco. Comunque, andiamo avanti. È intollerabile trasmettere questi cartoni che mostrano un bambino rapito e allevato da degli animali crescere felice e sano. Il libro della giungla, il libro della giungla. I bambini davvero felici devono crescere solo con un padre e una madre, non con una pantera single nera, che poi c'è pure quello, un orso strafatto e una famiglia di lupi. Cioè, che so ste cose? Oh, che miseria. È intollerabile. Ma voi mi immaginate se qualcuno entra adesso? Dicevo, c'è Sanni Provita stasera qua, ammazza, non pensavo. È intollerabile trasmettere questi cartoni in salsa LGBT, mi devono dare la ricetta di questa salsa comunque perché secondo me è buona, dove un personaggio donna viene cresciuta come un uomo e lo è anche nelle sembianze, negli abiti e nei complotti. Lady Oscar, amore mio. Bella, raga. Lady Oscar, scusate. Ci ho avuto un attimo, ci ha fatto diventare lesbiche a tutte, Lady Oscar. Continuano. Una donna è felice solo come madre e moglie, non come spadaccina comandante della Guardia Reale. Ok? Che so queste cose che si mettono in testa. È intollerabile trasmettere questi cartoni promiscui, in cui esiste un villaggio composto da tutti maschi e una sola femmina. Ditelo. I puffi. Dove probabilmente è legale la poligamia. Crediamo nel matrimonio tradizionale, la prole deve crescere solo all'interno di questo tipo di relazioni. Poi facciamo l'ultima. Comunque, brave, ci avete azzeccato subito. Questa forse è un po' più difficile. È intollerabile trasmettere questi cartoni dove una donna porta in grembo un bambino non suo, non concepito da un atto sessuale con il marito, che una volta nato ha due padri e questo bambino può anche essere uno e tre... Ah no, scusate, non è un cartone, ho sbagliato. Che succede? È la Bibbia, però... scusate, l'avrà messa qualche provita dentro, non so cosa è successo. È la Bibbia, però posso dire comunque interessante come soggetto. Quindi insomma, raga, noi siamo cresciute così, cioè con Pollon. Vogliamo parlare un attimo di Pollon? Parliamo un attimo di Pollon. Allora, Pollon a un certo punto cantava questa cosa. Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Se lo mangi o lo respiri, ti dà subito l'allegria. Allora, io non vi voglio rovinare perché è molto sottile, ma parla di cocaina. Lo so, è sottile, non si capisce tanto, però parla di cocaina. E poi lei, mentre canta questa canzone, ci sono gli orsi in salopet, cioè un viaggione, raga, cioè che non so se era solo cocaina, sinceramente, perché... Poi che ci sta? Poi c'è sta Sanpei. Allora, Sanpei parla di sfruttamento del lavoro minorile, perché pensiamoci un attimo, Sanpei era un bambino
Cioè, a che cazzo di ora te alzi per piaste carpe? Alle 5 almeno. Quando ci va a scuola Sanpei c'è un problema, non è educativo. Poi ci stava Gigi la trottola, che ho citato prima. Allora, Gigi la trottola, molestie. Cioè, Gigi la trottola è una puntata intera di molestie, di questo che molesta ste ragazze, e usa le mutandine. Però dai a ride, dai, si fa per ride. E poi c'è Giorgi, raga. Allora, Giorgi è la più greve. Allora, Giorgi che succede? Giorgi scopre di essere stata adottata e come reazione lei si scopa i fratellastri. Che io non voglio giudicare veramente, ma che cazzo di reazione è, Giorgi? È strana. È una reazione un po' esagerata, un po' strana. Però, nonostante tutto questo, noi abbiamo fatto, no? Un po' un excursus dei cartoni, succedono le cose pazzesche, ma nonostante questo, tutti tranquilli. Questi cartoni vanno bene, perché? Perché sono tutti etero. Questa è la cosa, perché a questi qua, bigotti, si triggerano quando c'è sta il gender di mezzo, no? Per loro è l'unico male del mondo questa cosa. Poi ci sono delle molestie, dice sì, ma sono etero ste molestie. E allora a posto, fate andare in onda senza problemi. Loro sono fissati di questa cosa del gender. L'altro giorno stavo parlando con questa ragazza che mi fa, guarda, io lavoro nelle scuole, ne vedo di tutti i colori, questi bigotti. Pensano che voi omosessuali volete parlare di trans a scuola, distruggere il concetto di uomo e donna, far diventare tutti gay. Ho pensato, cazzo, ci hanno scoperto. Saltata la copertura, è saltata la copertura. Cazzo. Oh.